Buongiorno a tutti ragazzi, Amici in ascolto un cordiale buongiorno. benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Chiusaforte in direzione Cave del Predil e per poi sconfinare verso Kraniška Gora per farci il Versuch Pass. E niente, mi sembra di vivere un déjà vu perché anche domenica avevo questa intenzione e ho preso il diluvio universale. Beh, ovviamente la domenica decidi di andare a farti un giro e piove, vero? Questo lo prendo come un sì. Che belle cose. Ma raccontatemi anche voi nei commenti magari qual è stata la vostra prima esperienza di diluvio universale preso in moto. La mia è stata veramente traumatica, almeno 3 ore di pioggia intensa, non mollava un secondo, infatti ero fradicio e dopo questa esperienza mi sa tanto che comprerò sicuramente un antipioggia, sarà il caso. Guardate che spettacolo queste curve, siamo quasi arrivati alle cave del Predil, un relativo lago annesso. Direi che appena arriviamo al lago facciamo una breve sosta coffee, anche perché stamattina ho lavorato 2 orette a apertura negozio e poi via libera, mattinetta libera, ho detto voglio farmi il giretto che volevo fare domenica. Non so voi, ma quando avete in programma di fare un giro e dopo magari beccate la pioggia, vi viene fuori un impegno, dovete accorciare il giro, io mi sentivo un po' incompleto, come dire, devo rifarlo appena possibile. Attenzione, intanto ecco qua i primi scorci del lago, spettacolo, guardate qua che meraviglia. Slovenia, Austria, come potete vedere qua in Friuli abbiamo il paradiso a pochi passi. Slovenia e Austria abbiamo anche buongiorno, abbiamo compagnie interessanti, insomma. È sua questa moto? Beh sì, è Questa mia. moto è un divieto di sosta, è sua? Beh, Sono 140 euro di contravvenzione. Eccoci qua ragazzi, arrivati al lago del Predil, spettacolo, giornata soleggiata ideale direi per un giro in moto. Bene, siamo arrivati a Kraniška Gora, a breve dovrebbe comparire anche un bel lago. Ah, qua c'è il lago, eccoci arrivati. Un piccolo laghetto, niente di che, simpatico.
partiamo direzione Versic Pass, vediamo com'è questo rinomato passo. Cosa abbiamo qua? Le strade romane, e tengono meglio di quelle degli anni 2000, come potete vedere. Attenzione, insidie queste curve. Attenzione, entra in curva, come l'ha messa dentro. Ma come l'ha messa dentro? Comunque qua devo sbucare Elfi, Fatte e Gnomi. Siamo nella terra incantata qua. Mamma mia, ma è una giostra panoramica qua, dove siamo? Siamo nella Mirabilandia dei motociclisti. Brutti paesaggi mi dicono, tra Friuli e Slovenia. Molto brutti. Pensate che sfortuna ad abitare in Friuli. Avere l'Austria a 2 passi, la Slovenia a 2 passi, Trentina a 2 passi, insomma per un motociclista è veramente un incubo. Che ti svegli la domenica e non sai dove andare. Potresti passare la domenica a pianificare itinerari su Google Maps. E invece no! Ogni domenica è un giro bello da fare, non ci si annoia. Là, che posti, che roba. La Madonna! Su, avanti. Ecco, bravo, mi sembra una saggia idea. Una cortesia, simpatia. Che spettacolo di strada. Ho come l'impressione che però viene adesso il bello, perché la più panoramica, diciamo, che godibile la strada. Stai calmo però, agitarti. Tanto siamo a Trento, eccoci qua direttamente, dalla Slovenia, la moglie di Trento, 30. E poi hanno fatto i figli, che sono i trentini, Questa era terribile, lo so, portate pazienza, un umorismo tutto mio. Bello, devo dire, molto bello comunque, Versic Pass, bello. Non tra i più belli che ho fatto fino adesso, devo dire che se devo metterli in classifica è quello che mi è piaciuto di meno, è più turistico, diciamo, che divertente. Quello che mi è piaciuto di più fino adesso è stato sicuramente Sella Chiazzutan, in cui ho fatto già il video, andate a vederlo. Sole, moto, Sei in pole position. cosa vuoi di più dalla vita? In teoria il passo l'abbiamo fatto, ragazzi, e è finito. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre un commento, un mi piace, condividete, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, buona strada, alla prossima, ciao! See you later.